1984. Indira Gandhi uccisa in un attentato. Commenta la notizia del giorno Maurizio Molinari, direttore della Stampa. Oggi ho scelto di parlarvi del giorno in cui Bologna condannò il maggiore erede per lo scempio e i crimini di Mezzobotto. Il 31 ottobre 1993 muore a Roma Federico Fellini. Nato a Rimini nel 1920, diciottenne inizia a lavorare come disegnatore di vignette alla Domenica del Corriere. Trasferitosi a Roma con la scusa di iscriversi a giurisprudenza, inizia a frequentare il mondo dell'avanspettacolo e della radio. E in questo ambiente conosce Aldo Fabrizi, Erminio Macario e Marcello Marchesi, iniziando a scrivere copioni.